Buonasera. L'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto ha accolto fattivamente l'invito che deriva dalla città di Venezia per festeggiare i 1600 anni e lo ha accolto proponendo un ricco palinsesto con vari appuntamenti. Tra gli stessi l'amministrazione ha voluto anche riservare un approfondimento storico-culturale per far conoscere quali erano i rapporti tra la Venezia, la dominante, e Castelfranco Veneto, città dominata. Quindi questa sera daremo l'inizio alle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia con un valoroso contributo storico tenuto dal dottor Matteo Melchiorre della biblioteca e dal dottor Giacinto Cecchetto, illustre storico, che colgo l'occasione di ringraziare a nome mio e di tutta l'amministrazione, un contributo dove verranno passati in rassegna diversi aspetti, dalla conquista da parte della Serenissima di Treviso e quindi anche di Castelfranco Veneto avvenuto nel 1338, passando poi per la nomina istituzionale e politica della podesteria di Castelfranco Veneto e tutti i successivi aspetti che la caratterizzano. Auguro quindi a tutti voi una buona visione e una buona serata. Giacinto, buonasera. Buonasera, Matteo. Buonasera. Dunque, noi adesso dovremo riuscire a fare una chiacchierata intorno a questo tema generalissimo e particolarissimo al tempo stesso, che è questo di Castelfranco Veneziana. Dunque, tu sappiamo che hai ispezionato in lungo e in largo questi secoli decisivi, insomma, del dominio veneziano su Castelfranco, che coincidono alla lettera con i secoli del dominio sul Trevigiano e un po' meno alla lettera ai secoli sul dominio dell'intera terraferma. Diciamo subito che c'è una data chiave, che è quella che ha già anticipato nel suo saluto l'assessore Roberta Garbuio, che è appunto il 1338, Venezia che conquista, tra qualche virgoletta, insomma, la città di Treviso. Castelfranco, che fa parte del distretto di Treviso stessa, entra a far parte di questa nuova compagine statuale. È un inizio però, se non sbaglio, per certi versi un falso inizio, giusto? Certamente. Certamente, perché dopo questa fase iniziale del 1339 vi sono delle vicende belliche che evidentemente coinvolgono direttamente, parliamo di Castelfranco, questo territorio, e sino al 1380, quando sulla scena si affaccia questo signore, diciamo rurale, che è Francesco da Carrara, il quale occupa e conquista Castelfranco e la tiene per 8 anni fino al 1388 e sigilla questo suo dominio facendo affrescare l'arma della sua famiglia sotto la volta della torre civica, cioè i carri, che sono l'emblema appunto dei carraresi. E nel 1380 questa occupazione di Castelfranco è favorita da una rivolta popolare alla quale partecipano anche abitanti del territorio, della contadinanza, preoccupati di rifornire la città, gli abitanti, delle farine necessarie per la panificazione. Cacciano il podestà veneziano, che per la prima volta verifica quanto complesso sia relazionarsi con questa nuova realtà territoriale, fino al 1388, quando Venezia rioccupa nuovamente questo territorio e il Trevigiano in generale. E a quel punto, diciamo, hanno inizio i lunghi secoli fino al 1797, in cui, salvo la parentesi di Cambrai, la terraferma veneta resta saldamente in mano alla Repubblica. Per fare un passo avanti nella nostra riflessione,
vorrei insomma cogliere anche questo aspetto che è tipico della dimensione insediativa di Castelfranco e che è un primo importante aspetto da rilevare a mio parere, e cioè che Castelfranco, Marin Sanudo, il patrizio veneziano che a fine 400 visita la terraferma con i sindaci inquisitori appunto di terraferma, definisce Castelfranco, dice è un bello castello. No, sceglie questa parola, non dice terra, che è quello ad esempio termine che usa per Bassano, per Belluno, e non usa città, che è quello che invece usa per le dimensioni urbane più spiccate. Quindi che tipo di insediamento era Castelfranco, diciamo dalla fine del 300 nel corso del 400? Era una città? Era qualcosa di meno? Che cos'era? Quello che riferisce Sanudo, credo, dal mio punto di vista, rispetto ad altri centri della terraferma, è l'esito anche forse di una visita veramente rapida. Lui scrive, il qual castello è bello, punto, il mercato è di Marti, e quindi sottolinea l'aspetto che è nodale, che riguarda Castelfranco. Già siamo negli anni, nel corso del 500, all'inizio del 500 se non ricordo male. In realtà non è un castello Castelfranco, Cittadella lo è, Noale lo è, ma Castelfranco è un borgo franco, che è un concetto dal punto di vista urbanistico completamente diverso. Cioè nello stesso momento in cui si costruiscono le mura e si fabbrica il castello, questo ordigno difensivo trevigiano nella sua origine, fine del XII secolo, già si costruiscono le bastie esterne al castello, dove vanno ad abitare quelli che poi vengono infeudati dei terreni e delle canipe, dei magazzini, eccetera. Quindi è una città molto particolare che ha questa massa murata al centro, e poi la città vera con le botteghe, e poi nel tempo con i palazzi, quindi poi con i negozi, con gli impianti artigianali, i mulini e tutto quello che ci va dietro. Quindi non è, come dire, etimologicamente un castello nel vero senso del termine. Nasce già come piccola città, come terra, come la definivano poi nei documenti, negli archivi, già nel Cinquecento e poi avanti anche nei secoli successivi. Senz'altro. Quindi poi nel momento in cui Venezia inizia la propria costruzione statuale nella terraferma, che non è né così indolore come spesso si ritiene, né così sempre rispettosa delle particolarità locali come spesso si dice, ma è un'operazione lunga, complessa, che naviga un po' a vista. Il caso particolare di Castelfranco, mi pare di poter capire, è questo, cioè è una città che mantiene comunque nei confronti di un'altra città che è Treviso un rapporto particolare, giusto? Molto particolare. Molto particolare, direi. Cioè un rapporto quasi di mal sopportata soggezione, sia dal punto di vista storico, perché malgrado la comunità di Castelfranco, parlo del governo cittadino, abbia tentato a più riprese fino a tutto il Settecento di ottenere degli statuti propri, come ce li aveva Cittadella, come ce li aveva Bassano ovviamente, mai riesce in questo tentativo di sganciarsi dalla madre. Rimane sempre una colonia culturalmente e soprattutto mentalmente, ma questo si proietta poi anche nei secoli successivi, ma qui la storia si farebbe molto molto più lunga. Ed effettivamente questa relazione è complessa quando si tratta di fare un'operazione di carattere fiscale che va sotto il nome di estimi, cioè i criteri di valutazione del valore dei terreni rispetto a quello che i capitoli dell'estimo, per esempio di metà 500, vorrebbe applicati, su Castelfranco innescano un conflitto che dura a occhio e croce una ventina d'anni, prima di arrivare poi a una definizione conclusiva di questa operazione molto delicata, perché da questa derivano poi le imposte e i tributi del mandato domini, quelle che cioè vanno alla Repubblica per semplificare, e le colte ducali, che le colte diciamo locali, che restano poi nelle casse della città.
qui il tema fiscale viene a essere subito un tema di frizione, ma proviamo, Giacinto, a vedere se riusciamo a far capire un po' a chi ci ascolta un po' la strutturazione istituzionale di fondo proprio della Castelfranco veneziana. Noi qualcosa abbiamo provato a fare in questo senso con la mostra Contagio che è allestita attualmente presso il Museo Casa Giorgione. Dunque, individuiamo la presenza dei governanti e dei governati, laddove direi tra i governati non abbiamo soltanto, usiamo questo termine un po' forse semplificatorio, ma il popolo, no? Abbiamo anche le magistrature locali che in certo modo dipendono dalle magistrature centrali. Quindi direi, proviamo a mettere a fuoco questa situazione. Magistrature e istituzioni locali rappresentative della città e il rapporto con le magistrature invece calate dall'alto, da Venezia, per il governo. Certo. Io le immagino come un vertice e due realtà che sono collegate, ma tutte e due separatamente relazionate con il vertice. Il vertice è il rappresentante dello Stato veneziano a Castelfranco, come in altre piccole città, che si chiama podestà o rettore anche come denominazione. Piccolo, normalmente trattandosi di una podesteria non di grandi dimensioni, come superficie, come popolazione, è un patrizio di una famiglia magari non del primissimo livello, però deve essere un soggetto già colto, che ha avuto un curriculum di studi adeguato, perché deve occuparsi anche, tra le altre cose, secondo questo documento formale che è l'incarico, chiamiamolo così, cioè la commissione ducale, soprattutto dell'amministrazione della giustizia, che è uno dei temi più delicati di controllo del consenso e del territorio in senso molto lato. Quindi il podestà affiancato da un cancelliere, che è chiamiamolo il boss dell'amministrazione podestarile, dal cavaliere, che è poi l'esecutore materiale delle decretazioni del podestà, sotto al podestà che risponde direttamente al Senato, perché le relazioni poi vanno spedite, ma qui c'è da aprire un'altra piccola parentesi, sotto di lui ci sono due realtà, il governo della terra, cioè il centro storico, e il governo della podesteria in senso stretto, cioè 30 villaggi, i quali a loro volta hanno un consiglio e i famosi capi che sono i coordinatori, diciamo così, di questa amministrazione territoriale, pari più o meno, che si riunisce separatamente, in relazione al podestà, allo stesso Consiglio dei 24, che è quello che governa la terra, la città vera e propria, la quale ha sempre 3 provveditori al vertice di questa realtà. Queste due strutture si relazionano al rappresentante dello Stato veneziano qui. Quindi una struttura diciamo ramificata fino a un certo punto, no? Perché quanto viene calato dall'alto, insomma si cerca di tenere queste file. Ma il rapporto, io continuo a domandarmi sempre poi quando si esaminano queste rappresentanze, no? Politiche, la società dura a fare un discorso che parta dal 400 e sia valido fino al 700, me ne rendo ben conto, ma che tipo di società era quella di Castelfranco in età veneziana? Una società di mercanti, una società di nobili, una società di possessori fondiari? Che tipo di società era? Allora, c'è un percorso di costruzione del tessuto sociale ed economico di Castelfranco. Nasce nel 400 come città di forte immigrazione, dall'Istria, dalla Bergamasca, dal Friuli, eccetera, e con un gruppo di soggetti i quali usano la mercatura e il notariato per autocostituirsi come ceto nobile. Tant'è che con una serie di operazioni che si chiamano serrate, realizzano prima un consiglio di 18 esponenti, sempre di queste famiglie, che poi alla fine sono una trentina, e poi il consiglio di 24. Lì si gestisce il potere, si gestiscono i denari dei centri di potere, che sono sostanzialmente 2, il Monte di Pietà da un lato e dall'altro lato, incredibilmente, l'ospedale di San Giacomo, che è poi una riserva di proprietà terriere e di redditi straordinariamente grande. Poi c'è tutto il mondo di mezzo,
riferendomi a, come si chiama, Tolkien, il mondo di mezzo è fatto da artigiani, come dire, da lavoranti, eccetera, e poi c'è ovviamente il cosiddetto, chiamiamolo popolo in senso molto largo, fatto da salariati, fatto da persone che, lavoranti per esempio nella fitta rete di manifatture locali, spesso in casa, perché Castelfranco è ritenuta a metà Seicento come la fornitrice diciamo, di una quantità incredibile di dazi rispetto alla fornitura di dazi dell'intero Trevigiano. Quindi c'è questo, diciamo, è un mondo, possiamo dire, tripartito, il quale alla fine, concludere, all'inizio del Settecento, per una degenerazione della passione come dire, di disponibilità nell'assumere carichi di governo, deflagra, e cui vengono aperte le porte all'ingresso di quelli che erano considerati i meccanici, cioè le persone non nobili che praticamente esercitavano la mercatura, che era considerata un'attività, diciamo, non di grande dignità. Quindi è una realtà molto articolata, molto complessa. No, assolutamente, e credo che poi a complicare questo quadro sociale di per sé molto, molto dinamico, molto in continuo cambiamento, perché nei secoli così è stato, vi siano poi momenti in cui arrivano queste figure, e io da un po' che mi riservo di approfondire questa cosa perché mi ha subito incuriosito, no? Queste concessioni a capitani di Ventura di residenze a Castelfranco, l'Attendolo prima, il Costanzo dopo, ma questo soltanto per accennare al momento in cui sbarcano i patrizi veneziani. È una presenza, come si può dire, stimolante e ingombrante, credo, quella del patriziato veneziano a Castelfranco, e soprattutto, credo, foriera di qualche problemino anche di natura fiscale. Beh, direi di sì. Allora, l'arrivo del patriziato veneziano dal punto di vista dell'investimento fondiario è molto precoce, perché nel 1318 è documentata la presenza del grande investimento dei Soranzo dal Banco a Sant'Andrea oltre il Muson, dove fabbricano poi nel tempo la ben nota Soranza, poi demolita, ma questa è un'altra storia. Ecco. Costanzo è una meteora, nel senso che arriva a Castelfranco a seguito di Caterina Cornaro da Cipro, quando Caterina poi in qualche maniera viene espropriata del regno di Cipro e compensata con questo strano regno di Asolo, conservando titoli antichi, regina d'Armenia, di Gerusalemme, eccetera, eccetera. L'arrivo dei patrizi veneziani in qualche maniera rivoluziona l'assetto fondiario, ma lo rivoluziona dal punto di vista fiscale perché ovviamente, soprattutto dopo Cambrai, comprano una grandissima quantità di terra, e grazie alla lentissima, che per 50 anni non viene poi realizzata, modificazione e revisione degli estimi, diventano contribuenti congelati, diciamo, ad una determinata data. Poi per 150 anni quella contribuzione si ferma, perché non si fanno più le verifiche di ulteriori acquisti, non so se rendo l'idea, soprattutto quando dall'inizio del Seicento la Repubblica di Venezia, per tamponare il buco di bilancio, comincia a vendere i cosiddetti beni comunali. Praticamente sono 3.500 ettari di terra che erano nella disponibilità delle comunità di villaggio, ma anche questa è una grandissima storia. Sono fondamentali, ma soprattutto per l'organizzazione agricola del territorio intorno a Castelfranco, oltre che in città, per la costruzione di grandi palazzi, di grandi edifici, i Soranzo in Borgo Treviso, in Borgo Pieve per esempio, i Corner in Borgo Treviso, ancora un altro ramo di Corner a Poisolo, sul lato verso Vicenza, e non parliamo poi degli Emo in Fanzolo, possiamo parlare, piccole realtà, i Cornaro a Piombino Dese, che è la podesteria di Castelfranco, tanto per citare alcuni esempi che mi vengono in mente qua. Quindi sono sicuramente una presenza dominante, ma non intervengono nel governo della terra, non intervengono. Indirettamente però condizionano, per esempio, la trasformazione del territorio attraverso
la gestione delle attività con gli impianti artigianali, utilizzando delle investiture d'acqua dal Muson, dalla Brentella, dalla rete della Brentella, di canalizzazioni che stanno sul lato ovest del Muson, derivate dalla nostra Rosà. Tutta l'area di Godego, i Garzoni, i Mocenigo, i Renier, eccetera, utilizzano queste acque che sono acque del demanio, quindi richiedono un intervento della Repubblica attraverso la magistratura dei provveditori sopra beni incolti. È un mondo complicato. No, è un mondo complicatissimo, sì, stavo appunto riflettendo su questo, cioè su come, e tu ne avrai esperienza diretta, di come, cioè qualsiasi tentativo di semplificazione, qualsiasi tentativo di creare un affresco, una struttura, qualcosa che funzioni abbastanza in maniera anche meccanica, se vogliamo, e sempre efficace, si scioglie, si sgretola nel momento in cui si mette il naso in un archivio e si comincia a vedere la pluralità di casi particolari, la sovrapposizione di diritti, insomma tutto è molto più complesso di quanto possa sembrare, tutto è molto più complesso e molto più relativo. Un'altra cosa mi interesserebbe affrontare con te, tu vi hai già fatto cenno, ed è quella del Monte di Pietà, che è una struttura sulla quale io per trascorsi di studio mi sono lungamente chinato, che è nata, diciamo così, come tentativo di reazione al prestito ebraico, si sviluppa in realtà come un istituto creditizio che si muove su altri settori in realtà rispetto a quelli esercitati dal prestito ebraico, e che col tempo diventa un vero e proprio istituto finanziario cui le comunità, i consigli, i cittadini attingono con una certa come si può dire, arbitrarietà. Vale per Castelfranco, è un eufemismo, sì, esatto. Infatti vedevo anche quando studiavo un po' di materiali relativi alla peste, no? Come ogni qualvolta ci fosse l'emergenza di peste, quindi la necessità di intervenire con dei provvedimenti sanitari che richiedessero denaro, il Consiglio di 24 diceva si prendano lire 1000 o quello che è dal Monte di Pietà. Sì, quindi è un'impressione, voglio dire, che a me è venuta solo leggendo questi documenti sulla peste, o è abbastanza una regola il prelievo dal monte? Diciamo che nasce come, diciamo, banca del prestito su pegno per i ceti nulla tenenti, i quali impegnano gli oggetti più stravaganti, i suppellettili di casa, chi ha monili preziosi, tant'è che ancora oggi nella sua sede ottocentesca esiste ancora un luogo, una stanza che è chiamata la cassaforte. Si va a vedere, fanno vedere le porte d'ingresso, hanno uno spessore e una sequenza di catenacci veramente impressionante. E d'altronde anche la mole massiccia, sia del vecchio monte che stava davanti al municipio, sia quello attuale, quelle sbarre di ferro che stanno alle finestre sono denotative di comunicare un senso di sicurezza di tutto quello che viene conservato là dentro. Impegnato, che è diverso, per cui alla fine dopo un certo periodo tu puoi riscattare pagando però una quota di interesse che va a costituire la riserva che la comunità può utilizzare, il famoso bagattino, che è appunto il differenziale rispetto a quello che uno ovviamente paga riscattando il pegno, e quello che è l'interesse, che mi pare fosse intorno al 5%, più o meno. Ecco. Quel bagattino, in quel bagattino mettono le mani i governi della comunità per l'escavazione delle fosse, che è un problema costante, un inquinamento devastante per Castelfranco, costante, continuo. La costruzione del nuovo Duomo, della nuova chiesa di San Liberale, per esempio, o quando si tratta di sostenere e finanziare la costruzione dei conventi che vengono insediati a Castelfranco, i Cappuccini per esempio, i francescani riformati di Borgo Treviso e via di seguito.
Però alla fine, come in tutte queste vicende, capita in queste piccole comunità di terraferma, è capitato anche per l'ospedale, che quando si hanno 300-400 campi di terra, 50 case, eccetera, alla fine con dei redditi tu o li investi, ma in una realtà molto chiusa ci sono le, come possiamo chiamarle, le forme corruttive. A Castelfranco gli stessi amministratori del mondo di pietà, quindi un circuito molto chiuso, cioè, sono le parole poi del podestà che poi si è tirato gli strali di quelli che lui ha in qualche maniera colpito, fanno dei prestiti figurativi e incassano il denaro, ma in realtà non hanno depositato nessun pegno, per cui hanno trasformato il Monte di Pietà in una loro banca a un bassissimo interesse di 500 denari che poi loro utilizzano per altri tipi di investimenti, acquisti di terre o altre cose. E infatti negli anni 80 la Repubblica, che ha lo sguardo in tutti i Monti di Pietà, incluso quello di Castelfranco, quando invia un povero podestà che si chiama Zosi Semitecolo nel 1586, lo ha già edotto della situazione, ci mette il naso e ne paga le conseguenze. Come le paga? Ne paga le conseguenze perché allora qui ovviamente siamo di fronte a un'altra faccia di Castelfranco, cioè il livello dei conflitti tra clan e tra le due parrocchie, che sono l'una contro l'altra armata, con i pievani che tranquillamente possono anche picchiarsi fra di loro per avere la precedenza durante le processioni più importanti dell'anno, ma le famiglie che risiedono nella parrocchia della Pieve e nella parrocchia di dentro, quella del Duomo. Tutte e due armano i loro scherani e una notte attingono alla fine del mercato sicuramente quelle che sono le risultanze dell'attività digestiva dei bovini nell'attuale elegante, nonché parcheggio Piazza Giorgione, nonché aggiungono altri tipi di deiezioni e inzozzano tutti gli stemmi del Semitecolo, ma anche gli stemmi della Repubblica, quindi un affronto gravissimo, un affronto diciamo alla figura, alla dominante, la quale manda, diremmo oggi, la Digos dell'epoca a indagare, ma evidentemente non cava un ragno da un buco. Allora la fazione contraria, oppure quelli che si fregavano le mani perché il Semitecolo aveva colto con le mani nel sacco tutto un gruppo di famiglie, fa un'operazione all'incontrario e fa dipingere sulle facciate di alcune case davanti al ponte anteriore, quello di fronte alla torre civica, delle iscrizioni laudative del Semitecolo. Questa era un po' la vicenda. Poi la cosa va avanti, non finisce lì, perché arriva un altro sfortunato podestà, il quale a propria volta subisce lo stesso trattamento. Così. Certo. Hai toccato un altro tema importante e che noi fin qui abbiamo lasciato abbastanza sul margine, ma che parlando di Castelfranco Veneziana e soprattutto di una società di antico regime è centrale quanto mai. Mi riferisco all'aspetto ecclesiastico, dell'organizzazione ecclesiastica religiosa. Hai fatto parola, insomma, la Chiesa di dentro e la Pieve, no? Un conflitto che nei documenti si stenta a credere con quanta evidenza emerga, no? Sono continue liti per chi deve stare davanti nelle processioni e chi dietro, ma andiamo un po' con ordine, quindi in questo senso si farà un passo, direi, molto prima della Castelfranco Veneziana per spiegare questa singolare divaricazione ecclesiastica. È difficile fare una sintesi, comunque si deve partire dal 3 maggio del 1152, la bolla di Papa Eugenio III, la quale elenca le pievi di proprietà vescovile, quindi siamo nell'ambito del cosiddetto potere temporale dei vescovi trevigiani, e tra le realtà di proprietà del vescovo di Treviso c'è la plebs Sancte Mariae de Plebe Nova, sostanzialmente, Sancte Mariae de Plebe Nova, che è un insediamento nuovo che il vescovo ha voluto a sud
di quella che non, di quella della precedente realtà che noi siamo abituati a vedere. C'era una motta castrale prima, non romana, non si sa, prima del castello, 50 anni prima. 50 anni prima, e questo ovviamente scatena la presunzione di essere la matrice di qualsiasi altra chiesa sarebbe stata costruita, quella che è stata poi edificata all'interno delle mura, dedicata a San Liberale, non a caso il patrono di Treviso. Quando evolve ovviamente il ruolo del castello dal punto di vista politico, cioè luogo dove si concentrano i simboli del potere politico, ma anche economico, il Monte di Pietà per esempio, ovviamente la parrocchia di dentro alza la cresta, se mi permettete questa espressione un po' libera, e nascono i conflitti. Per il semplice motivo che quando si tratta di organizzare le grandi processioni dell'anno liturgico, i due pievani rivendicano il primo la matricità della chiesa di dentro, e quello della chiesa di dentro rivendica l'importanza di essere la chiesa, e qui letteralmente, del podestà, perché in Duomo, oggi la usa saltuariamente l'attuale abate Mitrato, ma dico poi perché abate Mitrato, la poltrona sulla quale il nuovo podestà veniva a sedersi e veniva introdotto nel ruolo che gli era stato assegnato dalla Repubblica attraverso la consegna del bastone simbolico da parte del podestà uscente. Quindi era anche un luogo, come dire, di designazione proprio formale e di relazione tra quello che era il palazzo del podestà, che stava di fronte alla vecchia chiesa romanica, che era precedente al Duomo Prettiano che noi conosciamo, e quindi da questo punto di vista lentamente il ruolo e il prepotere della Pieve è andato lentamente scemando, ma i conflitti con omicidi e scontri tra i due clan sono continuati, anche se nel 1584 è stata decisa finalmente la suddivisione delle due parrocchie, che ancora persiste oggi. Chi ha risolto questo conflitto? Lo ha risolto Papa Sarto nel 1914, quando si può dire un'espressione un po' libera, ha detto: mi sono stancato, cioè era diriese, vedeva questa situazione veramente scandalosa e ha elevato al rango di abbaziale la chiesa di San Liberale, e quindi sopraelevandola dal punto di vista canonico rispetto a quello che era la Pieve di Santa Maria, e il conflitto sostanzialmente nella mentalità attuale ancora oggi. Quelle della Pieve guardano con un occhio particolare quelli del Duomo. Certo. Un altro tema che sta sempre molto legato a questo dell'ecclesiastico, diciamo così, e che ci fa capire come nel guardare al dominio di Venezia in terraferma sia necessario innanzitutto liberarsi dalle retoriche. Cioè noi l'anno scorso abbiamo organizzato in biblioteca una rassegna che tra l'altro ti aveva visto anche ospite conclusivo, proprio sul tema delle identità abusate in certo qual modo, no? E poche identità sono abusate come quella appunto del marchio della Serenissima, eccetera. Sono cose da trattare con estrema in realtà cura, anche per non fare un torto nei confronti di quella Serenissima verso la quale tanto onore si professa. In questo senso è giusto dire che il governo del centro veneziano, della dominante, come si suol dire, sulle periferie, fu tutt'altro che improntato sistematicamente a quella magnanimità, a quella liberalità che così spesso viene evocata. E altresì Venezia non è quel, come si può dire, quel packaging di cliché che vediamo anche rappresentati televisivamente così spesso, la città dei costumi, la città, insomma è una realtà molto più complessa, con non solo ombre, tante luci, tantissime luci, ma quello che vorrei sottolineare, stando appunto sul tema ancora ecclesiastico, è proprio questo argomento relativo a come Venezia, laddove può predare lungo vie
totalmente legittime dal punto di vista della politica complessiva, lo fa. Mi riferisco soprattutto ai benefici ecclesiastici che insomma, nella terraferma veneta, voglio dire del 400, tutti i vescovi sono patrizi veneziani fondamentalmente scelti dal Senato. La gran parte dei seggi dei canonici, che sono, diciamo così, i collegi che governano le cattedrali, sono composti da veneziani. Non ho mai potuto approfondire, non so se tu abbia avuto modo di farlo, intorno a questi temi, come i benefici ecclesiastici, chi erano i pievani in età veneziana a Castelfranco, che profili erano? Erano veneziani? Erano castellani? Chi erano? Tutti castellani. Tutti castellani e tutti legati non tanto alla disponibilità fondiaria, perché per esempio i Barbarella, che sono dominatori della scena della parrocchia di dentro e sono gli appartenenti della famiglia, adesso è chiaro, è acclarato, la famiglia da cui è nato in qualche modo, non approfondiamo oltre, un certo Zorzon, sono personaggi che però, da quello che posso avere colto e capito, non godono di benefici nel senso materiale, nel senso fondiario del termine. Sono sempre i patrizi veneziani che non hanno rappresentanze però all'interno del mondo ecclesiastico qui a Castelfranco. Castelfranco è come se avessero costruito un perimetro, una staccionata, una palizzata alta, nella quale nei luoghi di gestione del potere reale, il monte, ma anche il dominio fondiario, non si entra. Per cui alla fine, se uno va a vedere quali sono gli investimenti, per esempio dei Riccati, prendiamo il caso dei Riccati, solo verso il 700, molto avanti, abbiamo un'accumulazione significativa di fondi, ma dal punto di vista rispetto per esempio a quello che i Cornè erano, i Gradenigo per esempio, che sono, posso dire, pappati, si sono mangiati centinaia e centinaia di ettari delle grandi estensioni di beni comunali tra Riese, Salvarosa e Fanzolo. Parliamo di migliaia di campi trevisani, 5.204 metri quadrati per campo, quindi una montagna di terreno. Sono i patrizi veneziani che fuori fanno mano bassa, si può dire tranquillamente, a danno delle comunità di villaggio. Invece qui all'interno ovviamente c'è una sorta di gestione autoreferente. La vera manovra che lo Stato veneziano fa, ma lo fa in tutto il territorio sia della terraferma ma anche del dominio, credo, istriano, dalmata, è all'inizio degli anni 60 del 700 quando devasta le mani morte. Cioè si porta a casa, io non so, penso decine di migliaia, non mi ricordo bene la cifra esatta, di ettari di terreno che erano proprietà e quindi parassita dei conventi, dei serviti di Sant'Antonio che stava in Borgo Pieve dove c'è una nota pasticceria, dei francescani riformati di Borgo Treviso davanti all'attuale Villa Leve di Bolasco. Vediamo un po', i cappuccini vengono espropriati solo del convento per metterci dentro l'ospedale, ma i cappuccini avevano uno statuto di povertà per cui non avevano terreno, ma tutti gli altri hanno fatto fuori tutto. Non hanno, è dovuto arrivare Napoleone per cancellare, quindi apportare allo Stato i beni del convento, della comunità delle Domenicane del Borgo Allocco, oggi è via Cazzaro mi pare. Ecco. Lì è stata fatta un'operazione proprio di prelevamento, ma è stata un'operazione maxi su tutto il territorio. Cioè i conventi che avevano meno di 12 come dire, conversi o frati o suore, eccetera, venivano cancellati e gli edifici e le proprietà terriere venivano incamerate dallo Stato per delle situazioni diciamo relative alla necessità di bilancio. Questo riguarda Castelfranco. Altre realtà ovviamente non le conosco. Certo che le presenze vescovili con i loro appannaggi, i loro come avevano una denominazione molto particolare, le prebende, eccetera. Per esempio, oppure il capitolo della cattedrale di Treviso,
e tutti i canonici all'interno, i quali per esempio a Salvarosa avevano il possesso dell'intero paese, tanto per fare un piccolo esempio. Quindi c'è una presenza molto Qui c'è forte. proprio tutta una, come si può dire, un flusso di ricchezza che dalla terraferma attraverso canali molto diversi, da quelli degli enti ecclesiastici a quelli fondiari, a quelli daziari, commerciali, eccetera, confluisce verso la città capitale della Laguna. O, scusa se ti interrompo, anche da parte di questa quota di presenze molto importanti dal punto di vista fondiario, che è la nobiltà trevigiana, la nobiltà cittadina. Se parliamo dei Di Rovero, per esempio, con grande villa, per esempio a San Zenone, mi viene in mente un esempio così di corsa, o non so, i Martignago che avevano beni nell'Asolano, poi ancora altri, i Beltramini, sempre nell'Asolano, che poi sono cittadini a loro volta di una realtà che non è Castelfranco, però alla fine hanno dei ruoli e delle rilevanti. I Pola, per esempio, su cui sto dedicando un piccolo libricino, dopo un po' di tempo, che avevano praticamente la proprietà, cittadini trevigiani, già istriani, i primi proprietari terrieri nell'attuale provincia di Treviso, tanto per dire. Quindi anche loro ovviamente pagano i loro dazi alla Serenissima, ma hanno un controllo abbastanza rilevante di quello che è la superficie fondiaria e i redditi che ne derivano. Certo. Ora, noi non vorremmo minimamente dare l'idea adesso di un atteggiamento di Venezia unicamente costruito su questa sorta, abbiamo visto, di canalizzazione di risorse verso la città capitale, perché non fu in alcun modo solamente quello. La terraferma ebbe anche molto da beneficiare dall'essere parte di una compagine statuale forte, molto centralizzata, benché con delle situazioni politiche che riuscivano a tenere vive nelle città suddite le magistrature e alcuni elementi di identità civica. Ma dicevo, quindi nonostante questo, di Castelfranco dovremmo senz'altro evidenziare, tu l'hai fatto all'inizio, ma io non ci ho dato subito il giusto seguito, l'aspetto del mercato, cioè Castelfranco come luogo di mercato e baricentro di un territorio anche in funzione di questa sua centralità commerciale. Certo, allora diciamo che si può dire, forse esagerando, che l'articolazione urbanistica della città fuori dalle mura, appena si scopre che questa sorta di guscio, no, murato non ha più alcuna funzione nei riguardi dell'artiglieria, in più occasioni, già nel corso del 400, si organizza e si privilegia uno spazio che è uno spazio naturale, che è quello intercluso tra il fossato del castello, a nord del castello, e la prima cerchia, che è rappresentata dal Musonello. Questa roggia derivata dal Musò, che entra dall'attuale Borgo Bassano, piega e attraversa, ancora attualmente c'è ancora l'alveo asciutto, per fortuna, perché altrimenti dal punto di vista igienico-sanitario sarebbero dolori, corre sotto i portici dove la gente passeggia, davanti agli eleganti negozi di Castelfranco, i bar, eccetera, e fuoriesce e si butta sull'Avenare in prossimità dell'attuale ancora cinema Esperia. Allora, in questo spazio, che è una spianata, che in età medievale era quella che si chiamava in qualche maniera una spinata, però anche uno spazio necessariamente aperto per evitare, diciamo, di avere a ridosso gli assaltatori, possiamo chiamarli così, quindi c'erano due linee d'acqua di protezione. Quello è il luogo dove viene in qualche maniera allestito un'attività di scambio, ma già sicuramente in età medievale, perché gli statuti di Treviso parlano già del mercato di Castelfranco, il quale mercato poi nel tempo e nei secoli si sviluppa e occupa anche tutto l'attuale corso 29 aprile, cioè quello davanti alla schiera dei grandi palazzi, chiamiamoli così, ecco, e arriva fino all'ingresso del borgo della Pieve, diversificando dal punto di vista merceologico sia il mercato del martedì,
e sicuramente dal 700 in avanti anche degli animali, che privilegia la giornata di venerdì. Sono fotografie storiche dell'Ottocento e anche del Novecento fino agli anni 60 di questa prateria di dorsi, di buoi, di mucche e di altri bovini, ma non solo, anche delle pecore e anche dei maiali, i quali avevano loro area molto separata per tanti motivi che sulla quale non sto qua a disquisire. Comunque un nodo centrale, perché intorno al mercato c'è un mondo di scambi non solo di bestiami, non solo di granaglie, non solo di legumi, non solo di sementi in generale, ma anche di tutto quello che è il cosiddetto indotto. Quindi i finimenti, quindi le calzature, quindi l'abbigliamento, quindi tutto quello che è legato, come dire, al convenire in un luogo di traffici dal quale tu torni a casa avendo venduto una mucca o un bue, ma porti a casa tutto quello che ti serve per la tua vita, dall'abbigliamento agli alimenti, ai formaggi, a tutto quello che ti è necessario per la vita nel territorio, perché ovviamente si conviene qui. Ed è il luogo prescelto anche per la famosa rivoluzione, ma qui siamo oltre la dominazione veneziana, però ancora gli echi, i fantasmi positivi, diciamo, da un certo punto di vista della Serenissima, quando tutti i contadini dell'ex podesteria convengono nel 1805, se non ricordo male, e assaltano la città. In realtà assaltano il magazzino del tabacco, assaltano i luoghi da mangiare per protestare contro la legge sulla fabbricazione del cosiddetto vino piccolo. Ma qui siamo già in una realtà di dominazione francese un po' più complicata. Un'ultima cosa la volevo dire sul mercato come elemento di identità castellana. Per secoli Castelfranco è stato il mercato, però è legato a un altro elemento di identità. Mi scuseranno i novalesi, le mura, non tutte, come il Campo San Pieresi, che le mura se le sono mangiate praticamente tutte, nel senso che le hanno trasferite nelle loro residenze, abitazioni, salvo una torre, mi pare del comune, un'altra torre. A Castelfranco nel 1596 qui interviene la figura del podestà. La comunità ha un debito di colta nei riguardi dello Stato. Lo Stato vende, mette all'asta e vende la torre civica, vende la loggia dei grani, vende la casa del trombetta e anche la beccaria comunale. I castellani si ribellano alla perdita, perché andrebbe ovviamente in mano privata, il podestà si dà da fare, diciamo così in maniera molto semplificata, e riescono a fare in modo di colmare il debito di colta e di riottenere la disponibilità di quelli che sono gli elementi simbolo. Cioè, avere la torre, come è capitato in altre realtà di terraferma, la torre abitata da privati, la torre civica con l'orologio, con il leone marciano davanti che in qualche maniera regge ancora, anche se non c'è ovviamente la frase classica del Vangelo di San Marco. E comunque i simboli, davanti alla torre c'erano gli altri due simboli del potere veneziano, cioè l'antenna con il vessillo di San Marco da un lato e l'altro elemento era un altro elemento simbolico con il leone marmoreo proprio in cima. Quindi anche in quel caso mantengono il castello, tengono il castello come elemento simbolico allo stesso modo del mercato, che difendono ovviamente a denti stretti contro il mercato di Montebelluna, contro altri mercati che sono evidentemente concorrenziali nei riguardi appunto degli interessi dei grandi operatori economici castellani. Certo. Giacinto, senti, io andrei verso la conclusione con una domanda così, come si può definire, superficiale oppure di curiosità, da persona che ha lavorato tanti anni a Castelfranco e che conosce la città e così via. Qual è l'elemento visivo, tolto il leone della torre, che ti fa dire questa è Castelfranco veneziana, questa era Castelfranco veneziana? Io ne ho uno mio, ma sono curioso di sentire il tuo.
Cioè, io ho l'impressione che, se togli il leone, siamo di fronte a, come dire, a quello che è come l'ho definito, un ordigno medievale, tra l'altro in discrete condizioni di conservazione, ma non oltre, cioè una realtà che come dire, ha camminato per 7-8 secoli, perché io ricordo che nell'8° centenario anche quello ho avuto l'occasione di gestire, della fondazione di questa città, ma non credo vi siano dei caratteri, come possiamo dire, peculiari di una presenza veneziana, se togliamo l'antenna, se togliamo il cippo dove c'era il leone di San Marco e se togliamo il leone marciano. L'orologio lo possiamo anche lasciare stare, anche perché la struttura per esempio della torre civica è l'effetto, non solo è una costruzione di tipo della natura medievale, e anche il suo vertice, l'ottagono, la cuba e il cupolino, sono frutto di ristrutturazioni fatte per gli effetti di 2 terremoti. Uno nel 1636 c'è stato un crollo di suo, un sovraccarico di peso. E poi il terremoto di Santa Costanza del 25 febbraio del 1695 che ha devastato tutta la pedemontana e ha buttato giù un pezzo di torre facendo morti di vicino. Io onestamente non... Ci sono altre tracce, per esempio tutti i ponti, quello che va in Borgo Pieve, quello che va in Borgo Treviso dove ci sono ancora due cippi, no? 2 piramidi chiamiamole più, e il ponte che va, il cosiddetto ponte dei Beghi, che non ha alcun riferimento alla vulgata popolare castellana per cui si declina questa denominazione in un altro modo, un po' così, libertino, ma in realtà è legato al fatto che lì abitava la famiglia Bego, vicentini immigrati a Castelfranco. A parte questi dettagli io non vedo segni di chissà quale natura, perché per esempio l'architettura del Duomo, per dire, non ci sono edifici anche pubblici che in qualche maniera abbiano un carattere, da questo punto di vista inquadrabile, una sorta di venezianità trasferita in terraferma. Poi tutte le architetture, diciamo, gotiche o tardogotiche, che ci sono ancora in tanti altri centri, Portogruaro, Conegliano, via 20 settembre, in altre realtà, dove vedi anche un marchio dal punto di vista architettonico da parte di chi poi ha edificato. A Castelfranco sono state cancellate nel corso dell'Ottocento, quasi tutte. C'è stata un'attività di, non lo so, come possiamo dire, di riordino. Oggi si parla molto di restauro, di rifacimento delle facciate. Beh, insomma, nell'Ottocento, in età austriaca, tutto quello che era anche facciate affrescate, indubbiamente, sono state praticamente rimodellate e rese simmetriche secondo dei codici che l'allora commissionario Ornato, siamo negli anni 30-40 dell'Ottocento, prescriveva per queste cose. Quindi anche questi segnali, abbiamo esempi, un esempio è abbastanza, sì, molto evidente, sarebbe costituito dalla Loggia di Grani, il cosiddetto pavillon, che è una costruzione fatta dalla Repubblica nel 1420, che è, diciamo, una sala di contrattazioni, possiamo chiamarla così, soprattutto del mercato delle sementi. Ma altro io francamente devo dire, spero di non aver deluso nessuno. Ma no, anzi è una considerazione, occhiali, molto, molto interessante. Io pensavo a Casa Costanzo, francamente, per quel che mi riguarda, che è per come la vedo io, insomma, un piccolo intaglio di venezianità, che però è sopravvissuta all'interno di un rifacimento di facciate piuttosto ardito, sia nell'Ottocento sia anche in interventi un po' quasi direi contemporanei. Giacinto Cecchetto, noi ti ringraziamo per questa cavalcata molto piacevole e che ha toccato vari punti della storia di Castelfranco in età veneziana, e vi diamo l'appuntamento per seguire il prossimo incontro con, sempre sul tema di dominio veneziano in terraferma, dal titolo Siglare un patto,
con Giovanni Florio dell'Università di Padova e Enrico Valseriati dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, che ci faranno un discorso invece sul dominio più in generale della terraferma dal Friuli a Bergamo. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie a voi.